Antonio De Nicolo, procuratore della Repubblica di Trieste fino allo scorso anno, ora in pensione, riaprì le indagini su una bomber, indagini che vanno verso un'archiviazione dopo quella del 2009, non essendovi corrispondenza con il profilo genetico degli 11 indagati e di altre 39 persone. De Nicolo in questi giorni si è detto amareggiato, ma non per questo disposto a rivedere il proprio operato, anzi lo rivendica. Nel momento in cui un magistrato della Procura della Repubblica inizia un'indagine, non sa dove porterà, non sa se porterà qualcosa di positivo oppure no. Si fa l'indagine per questo. È un dovere funzionale degli uffici inquirenti, quello di aprire le indagini cercando di arrivare a qualcosa di positivo, ma senza selezionare in anticipo quelli in cui è prevedibile si arriverà a un risultato positivo e quelli in cui invece potrebbe anche accadere di non arrivare al suo risultato. Sarebbe una follia in un regime di azione penale obbligatoria quale abbiamo noi in Italia. Più nello specifico, De Nicolo motiva così la propria decisione. Mi sono limitato a prendere atto di una richiesta che proveniva da due persone offese di riapertura delle indagini, mi sono limitato a considerare che in effetti i progressi della scienza, in particolare della genetica, potrebbero portare qualche risultato nuovo e quindi d'intesa con il collega Federico Frezza, che era stato il magistrato che aveva qualche anno prima archiviato l'indagine, decidemmo di riaprirla. L'ex procuratore poi così riassume il caso Zornitta, apertosi all'interno della vicenda. C'è stato chiaramente poi un approfondimento riguardo un unico indagato che però poi è stato posto nel nulla dalla condotta assolutamente scriteriata di un appartenente alle forze dell'ordine che ha alterato un reperto. A questo punto, questa condotta qui, una volta scoperta, ha posto la parola fine all'acquisizione di prove nei confronti di quell'unico indagato. Questa infine è la considerazione di Antonio De Nicolo su una bomber, l'attentatore capace di tenere in scacco Veneto e Friuli dal 1994 al 2007, con 34 colpi messi a segno. È un fatto molto grave di terrorismo, anche questo purtroppo non si è accertato se si tratta di una sola persona o come potrebbe essere forse più probabile per certi aspetti almeno di due persone.